quando penso a questo concorso penso a quella famosa frase che si dice, cioè che con la cultura non si mangia, no? Ed è una frase che probabilmente per un bias culturale ci ripetiamo spesso, ci sentiamo ripetere spesso, e contribuendo forse così anche a legittimare un'idea sbagliata della cultura, specialmente tra i giovani. E invece credo che questo pregiudizio per cui la cultura non dia da mangiare vada in qualche modo smentito e vada invece valorizzata l'idea per cui se ti formi, se studi, se approfondisci, se cerchi di saperne di più su certe tematiche economiche, politiche, sociali, esistono iniziative promosse da associazioni serie ed impegnate come la nostra, che sono sempre in prima linea e sono pronte a premiare anche economicamente questi ragazzi che dimostrano insomma di essersi formati e di essersi documentati su temi così importanti. Ovviamente non è che con i premi dell'IRSE ci paghi l'affitto nella città universitaria da fuori sede, però comunque è un segnale che diamo di quello che noi intendiamo con il promuovere la cultura. Benvenuti alla premiazione di European Youth 2022, il concorso internazionale dell'Istituto regionale di studi europei del Friuli Venezia Giulia, rivolto a studenti e studentesse di università e scuole secondarie di secondo grado. Hanno partecipato ragazzi e ragazze provenienti dagli atenei di Padova, Bologna, Roma, Napoli, Trento, Udine, ma anche da Olanda e Portogallo, e studenti e studentesse dalle province di Bologna, Padova, Pisa, Pordenone e Udine. Tutti si sono misurati con temi impegnativi come la democrazia, la sostenibilità, l'inclusione, la sessualità, scegliendo una tra le 9 tracce proposte dal bando, che è uscito a gennaio e si è chiuso a maggio 2022. Il bando chiedeva appunto di produrre un elaborato scritto, un qualcosa a metà tra un saggio breve e un articolo giornalistico, quindi anche corredato di fonti e frutto di una ricerca, scegliendo tra le tracce proposte che andavano da l'ecologia della felicità alle democrazie illiberali, all'impatto dell'industria del fashion sull'ambiente, ma anche alle politiche sociali per la tutela dei bambini rifugiati, sport e inclusione, fino anche all'educazione olistica alla sessualità nelle scuole italiane in confronto con quelle europee. Una commissione composta da docenti e giornalisti ha letto tutti gli elaborati pervenuti e ha selezionato 25 vincitori, 18 tra gli studenti e le studentesse delle università e 7 tra gli studenti e le studentesse delle scuole superiori. In questo video abbiamo chiesto ai vincitori dei primi premi di sintetizzare in lingua inglese il contenuto del loro elaborato. Quindi li vedrete in questa sorta di sintesi in lingua inglese in cui dimostrano non solo di avere una grande consapevolezza critica rispetto al tema che hanno scelto di trattare, ma anche una notevole padronanza linguistica. Adesso diamo loro la parola e partiamo subito con i vincitori dei 2 primi premi per la sezione scuole secondarie di secondo grado. And what if the reality portrayed in sex education Netflix series is the step forward we are taking nowadays? In Europe, sexuality education is a buzz term, always reminded us of the dialectical conflict upon the subject matter. But if we are really fighting for an inclusive world, for rights among young people, for the preservation of abortion and towards prostitution, for example, then
we need to take a step forward and dig it deeper. We need to bear in mind the UNESCO and the WHO guidelines and to abide by them in a pragmatic but also constructive way. Also in our small local communities, just to broaden citizens' horizons. It might seem a drop in the sea, but what is the sea made out of if not droplets and small watery molecules? Let's get rid of rhetoric and take action. Sono davvero onorato di poter rappresentare in qualche modo il nostro territorio in Consiglio regionale ed esprimere le mie più vive congratulazioni tanto a chi ha organizzato questo concorso quanto ai vincitori. Sono vincitori che provengono da diverse realtà, da diversi atenei, da diverse comunità diverse dalla nostra e questo secondo me è il valore aggiunto di un concorso che si chiama Europa, che è aperto, che è rivolto ai giovani e che anche fa come attrarre delle risorse così innovative per Pordenone. Veramente un complimento sentito ai vincitori perché partecipo a questo concorso, l'ho fatto da insegnante, l'ho fatto da dirigente scolastico, adesso ho l'onore di farlo come rappresentante politico da tanti anni. Ogni anno si è rinnovato e ogni anno ci ha dato qualcosa di nuovo. Ogni anno abbiamo potuto vedere dei giovani sempre più allargati ad una realtà diversa dalla nostra e questo vuol dire che Pordenone è attrattiva, che la regione Friuli Venezia Giulia è attrattiva, quindi ragazzi davvero complimenti, continuate così perché sono piccoli passaggi, sono piccoli passi per ottenere grandi risultati nella vita e anche attraverso queste esperienze vi aprite, ci apriamo ad essere cittadini del mondo, non solo della nostra, come dire, della nostra comunità, della quale siamo profondamente orgogliosi. In the text, I talk about sport as a value, as an instrument for education and integration. I talk about how sport in history has been part of great battles for civil rights and how it's still a source of social progress. I talk about how the European community is working to promote it and how it's essential to continue to make a process of inclusion of the most vulnerable members of the society through this fantastic tool. Buongiorno a tutti, un caro saluto come Presidente dell'IRSE ai partecipanti a questo bellissimo concorso Europa ai Giovani, European Youth 2022 e soprattutto un ringraziamento a tutti voi, a quelli premiati e a quelli non premiati, perché ci avete veramente fatto vedere una carrellata di giovani dai 17 ai 25 anni veramente notevole, oltre ad averci fatto lavorare molto, tutti noi componenti della Commissione, perché come voi sapete e lo sapranno anche gli altri che leggeranno il verbale e tutto, le tracce che noi avevamo dato come solito erano decisamente impegnative, quindi escludevano le superficialità di ogni genere, escludevano la tecnica del copia e incolla e quindi queste sono state cose molto impegnative per voi ma anche per tutti noi commissari. I lavori, è già stato detto da Eleonora, sono stati quest'anno da istituti tecnici veramente di buonissimo livello, licei, e da facoltà universitarie direi di tutti i generi, la maggior parte relazioni internazionali, economia, però anche altre facoltà, da atenei italiani e anche da ragazzi che sono non solo in Erasmus in tutta Europa, in Olanda, in Francia, in Germania, ma anche da ragazzi che hanno già scelto di fare master in università stranieri. Questa è la cosa, direi, tecnica, ma per noi molto importante perché era nata come una cosa pionieristica dell'IRSE ed è diventata veramente una bella realtà che permette di avere il polso di questi ragazzi che si muovono e che si sentono veramente cittadini europei.
quello che a me preme sottolineare, credo anche a nome della Commissione, sono direi 3 cose. La vostra capacità di impegno notevole nello studio, che non è cosa da poco, la vostra capacità però in contemporanea di guardarvi attorno nell'ambiente dove siete, di tessere relazioni. Nel curriculum di molti di voi, di quasi tutti direi, ci sono esperienze di lavoro, anche di lavoro estivo, esperienze di volontariato, esperienze di attività in associazioni sociali o in associazioni sportive. Ecco, questa vostra voglia di tessere relazioni, che non è solo dovuta al fatto dei 2 anni terribili passati dal Covid, ma è dovuta veramente, credo, ad una presa di coscienza di quanto tutto il vostro agire è politico e sociale. Lo avete dimostrato, mi piace dirlo, anche partendo da quella traccia un po' più intima che abbiamo dato sulla educazione sessuale in Europa, no? Che adesso si parla di educazione sessuale olistica, quindi l'importanza dell'educazione sessuale come educazione alla libertà, al rispetto, alle relazioni vere, no? Ecco, il leitmotiv direi è proprio quello, anche quando avete parlato di economia sostenibile, di ritorno alle terre, di accoglienza dei migranti, l'avete fatto con l'intento primo che la prima cosa è creare relazioni, creare empatia con le persone, ma soprattutto combattere l'ipocrisia. Ecco, combattere l'ipocrisia ai piccoli livelli, che non sono mai piccoli, personali, ai livelli di classe, di scuola, ai livelli di associazione, ai livelli di politica. Noi ci auguriamo anche che molti di voi prendano delle responsabilità politiche, sociali. Quelle sociali le avete già molto dimostrate e ne siamo veramente contenti. Mi limito soltanto veramente a dirvi un grazie e un grandissimo augurio per tutto quello che voi fate, per gli skills che state costruendo, li state costruendo non solo per voi ma per tutti noi, e quindi buona vita e tanti auguri per tutto. E mantenetevi così. A chi vi dice che questo è idealismo, voi rispondete no, non è idealismo, noi ci stiamo costruendo step by step gli strumenti perché queste cose diventino concretezza. I'm Arianna Tozzi-Paviotti, and this is the abstract of my work about ecology of happiness. Answering the question, what makes us happy, is very complex. Stefano Bartolino and other experts have tried to find a solution by questioning our current economic system. It seems that economic well-being only increases happiness to a certain extent, and that the real driving force is instead building relationship. As Bartolini argues, a society focused on increasing sharing is a society that manages to increase well-being without damaging the environment. While the mere fact of owning causes pollution and producing anything we own is harmful, sharing does not. The individualism that characterizes contemporary Western society only widens the socioeconomic gap between a wealthy North and a global South that has already been suffering for years and will continue to suffer the consequence of capitalism. The solutions that have been found to get closer to an ecology of happiness focus on building human relationships that promote conviviality and collaboration, reducing consumption and changing the cultural paradigm that criticizes unlimited growth. Some concrete alternatives in the city of Turin attempt to do this, focus on sharing space and time, creating paths of collective awareness and responsibility, and questioning lifestyles, convinced that only together we can be happy.
saluto cordiale e riconoscente a tutti voi. Questo è il saluto di un super tifoso di questa iniziativa di IRSE, un concorso al quale noi abbiamo sempre dedicato come fondazione tanta attenzione e tanto interesse, perché lo consideriamo un'occasione di apprendimento privilegiato. Voi, grazie ai vostri elaborati, ci consentite di poter analizzare quelli che sono i vostri posizionamenti, le vostre interpretazioni nei confronti di questo succedersi continuo di cambiamenti della nostra società, ma soprattutto esprimete con grande chiarezza e con grande decisione quello che è il vostro posizionamento sulle sfide sempre nuove che quotidianamente vanno ad aggiungersi a quelle sfide che ancora sono in corso e ancora non abbiamo vinto. E il vostro parere è un parere particolarmente degno di attenzione, perché deriva non solo dal percorso di studi che voi avete fatto o state facendo, ma deriva anche dalle prime esperienze lavorative che avete ottenuto, dal vostro impegno nel volontariato, nello sport, nel sociale, nel mondo culturale. E sono tutte esperienze che ci devono dare dei riferimenti importanti verso un mondo più sostenibile. In un momento nel quale mi sembra di poter estrarre dai vostri elaborati ci sia la convinzione che la dimensione locale stia recuperando qualche posizione nei confronti della dimensione globale che aveva caratterizzato gli ultimi anni. E questo recupero va tutto a vantaggio della centralità, della rinnovata centralità dell'attenzione verso le persone, sia in termini di integrazione che in termini di inclusione, ma anche in termini di responsabilità che ognuno di noi deve dimostrare. Mi sembra che questa sia la lezione che quest'anno voi riuscite a condurre con i vostri elaborati. Sono già proiettato all'edizione del prossimo anno, l'aspetto già con impazienza per poter proseguire questo ulteriore stadio di aggiornamento al quale molto teniamo. Hi, I'm Elena. I am a recent graduate from the University of Trento, where I studied international studies, and I wrote my article on the New European Bauhaus initiative. I decided to focus on this initiative because during my first internship in Brussels, where I am currently living, I was writing this newsletter and I was writing plenty of articles regarding this initiative, and therefore I decided to focus on this project in my article. I went through the core values and the principles of the New European Bauhaus, looking through the history of this project and the future challenges as well. So I also focused on the obstacles that the European Commission might face in the future and is currently facing actually to implement this initiative. And I decided to really write about this because I think it's a really meaningful and relevant project from the European Commission, as it combines both the green and the digital transition together with a sense of beauty and a special focus, for example, on architecture. And I think this is really interesting, and I think it's something very original and a very just overall ambitious plan from the European Commission. And I just ended my article talking about the future steps and that the European Commission might take in order to make this new European Bauhaus project a stable and reliable initiative. Siamo davvero orgogliosi di aver supportato quest'anno l'edizione 2022 del concorso Europe and Youth. Quest'anno appunto concentrato su un tema per noi molto attuale, che è quello dell'economia sostenibile. Questo è un tema che più di molti altri rappresenta una sorta di lievito che dovrebbe far crescere i nostri ragazzi e dovrebbe far crescere anche i nostri territori. Rappresenta, insieme all'attenzione per le persone e ai clienti, uno dei tre pilastri del nostro piano medio termine come Crédit Agricole,
e quindi è assolutamente al centro del nostro interesse, proprio perché è un tema di grande attualità che impatta sulla vita di tutti. A titolo di esempio mi piace anche citare il nostro Village. Il Village è un acceleratore di impresa che vedrà la luce a settembre del 2022 a Padova. Ve ne parlo perché è un acceleratore legato a delle start-up innovative, tutte collegate ad un business legato alla sostenibilità e in particolare a 6 degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La scommessa del Village, che ha già aperto a Milano e a Parma per Crédit Agricole qui in Italia, ma se ne trovano moltissimi anche all'estero, rappresenta una nuova scommessa che mette insieme innovazione e sostenibilità, che saranno probabilmente le 2 chiavi di volta anche per il futuro dei nostri ragazzi. Quindi non mi resta che congratularmi con i vincitori, molto bravi, ma anche con tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso e a fare nuovamente i miei complimenti. Bravi! Being migrants is a condition universally shared by human race. In these last decades, this topic has earned a political and media relevance that cannot be unspoken. Television is in this sense a double-edged sword that transmits everyday images of migrants whose life is hanging by a thread. Our responsibility as citizens and as human beings is to assimilate those images, trying to go beyond exploitation and use charm often used by mass media. This is what should be called the responsibility of images, from awareness to action, passing through empathy and love. It is our duty, in fact, in our own small way, trying to find a solution to this serious problem. There is this brilliant Freudian concept in psychology about transference and countertransference that outlines, to summarize, a mutual emotional exchange among therapist and patient. Explicitly, this can be applied to our daily routine. We cannot be unmoved watching images of human beings killed by efforts or of children without their parents. One of the most terrible consequences of this widely shared degree of indifference is in fact the unaccompanied foreign minor condition. Changing the reality of those children is the first goal of host communities, creating a safe area in which those kids can grow and being educated in terms of learning a new form of culture, and in which they can feel and recover all the love they've lost. I have personally seen one of these situations firsthand. Mimosa is in fact a host community in Padua that houses 7 unaccompanied foreign minors now. Thanks to Mimosa, I have met so many people with a dramatic emotional baggage, and spending just 1 night a week with them made me reconsider all my reality. Even the University of Padua, that is my university, is sensitive to those themes, and in fact every year it proposes a project called Mentor Up, in which students are placed side by side to those kids in needs. The common goal of all those who try to safeguard migrants both in and out university are surely education and employment. These are the 2 factors that can create integration. And to do this, the only recipe is to be as human as possible, every day. Piacere a nome di Confartigianato Imprese portare il saluto a questa edizione del concorso Europa Giovani, un concorso nel quale ci riconosciamo come associazione con le finalità che persegue per la valorizzazione dell'aspetto del mondo artigiano. Sono diversi anni che sponsorizziamo queste tesi, alcune di queste tesi rivolte proprio al mondo artigiano, al saper fare, a un ritorno alla manualità che già ci sta, dopo il Covid, ha colto moltissime persone che abbandonano anche carriere molto importanti per ritornare al valore della manualità, all'essere vicini a un mondo più umano, più reale, più concreto, meno stressante. Ed è il mondo artigiano, dove il saper fare prevale su tutto il resto.
Con questo è un grandissimo augurio che facciamo a tutti i giovani che intraprendono nuove carriere. Mi auguro che alcuni di loro scelgano anche carriere vicine al nostro mondo. È un mondo che dà soddisfazioni, non facile, come nulla è facile in questo periodo, ma che certamente può regalare dei momenti di serenità, di appagamento e la capacità di poter esprimersi al meglio delle proprie capacità. Con questo augurio, buon Europa Giovani 2022. In 1989, the political scientist Fukuyama published his work The End of History, where he announced that the great ideological battles between East and West were over, and that Western liberal democracy had triumphed. Facts proved to be quite different. Since the start of the financial crisis, we have entered an age of democratic backsliding. The countries affected not only include weak democracies considered to be at risk, but also countries like Poland and Hungary, once considered regional leaders in the process of democratization. We witness a decline in the quality of democracy, often led by leaders who have won democratic election. Different conditions, such as the economic crisis, inequality, immigration, combined with a politics of fear by populist politicians, have led to challenges to democracy all around the world, from the US to India, from Brazil to Turkey. These populist leaders give voice to citizens who feel cheated by corrupt elite, and once they have secured executive powers supported by parliamentary majorities, they then start to remove checks and balances, jeopardizing the judicial oversight and other autonomous regulatory agencies. A number of countries have used the pandemic to crack down on freedom of speech, and democracy has been restricted. The danger is that our democratic culture will not fully recover. Democracy is essential if people are to live in freedom, dignity and security. The member states of the European Union now face a choice. They can facilitate the democratic backsliding. Alternatively, governments can work together to reverse this trend and reinforce a new European democracy and create an environment in which human rights and the rule of law flourish. This is democracy in its proper sense, not just free election, but to embrace an inclusive democratic culture in which participation is open, diverse and accessible to all. Hi there, I'm Sara Magri and I'm a 20-year-old student from Rome. I'm attending a bachelor's degree program in communication science at Roma Tre University. Today I would love to present my piece of writing regarding the link between environment and fashion. I've decided to title my essay Green Fashion is the New Black, since in the fashion industry the phrase to be the new black indicates something very popular, very trendy, and I really hope that green fashion will become a thing in the next few years. The 3 pillars of sustainability pointed out for the first time in the Brundtland Report have been the starting point of my academic research. As a consequence, in my essay, I've tried to stress the fact that fast fashion is economically, environmentally, and socially unsustainable at the moment. I feel like something is about to change. Second-hand clothes and sustainable fabrics have made their appearance in the market. Then the final section of my paper is focused on what I call a triangular cooperation, since companies have to cooperate with consumers and policymakers. The planet is looking for a tangible commitment from both juridical and natural people. So I do really hope that the selection board enjoys my essay, and thank you for your attention. Bye. Good morning,
my name is Chiara Gasperini and I chose the item regarding Back to Earth for different reasons. One of them was to understand the problems that young farmers have to face on, such as, for example, the case of a high cost of land. After that, and after explaining the problems that are at the European level, not just in Italy, but also France, Poland, actually in Austria is a little different situation, I spoke about what the European Union is doing, such as, for example, the case of young farmers payment, and after that I move on what associations in Europe are working, such as, for example, the case of Terre en Vous, Terre des Liens, which they support farmers, young farmers. They create some contracts that permit them to buy land and also promote agriculture with a resilience, actually, what are resilience, such as, for example, production with follow an organic view or a biodynamic view, or sometimes also agroecological practices. And after that, I briefly conclude about the future technologies and the technologies that are today, which help and support farmers in their own productions. We can find the smartphones, GPS, but also technologies which can help farmers contrasting some pathogens and avert them when there are pathogens in the plant. So even if the situation is really complex, I'm really positive about the fact that young farmers are coming back. They produce their own food in a very organic, sustainable way. Thank you so much. Sono particolarmente onorato e felice di poter dare un saluto a tutti i partecipanti al concorso internazionale Europe and Youth 2022 a nome del Rotary Club di Pordenone. Il nostro club è particolarmente attento alle giovani generazioni e sostiene da anni questa iniziativa, convinto che la gioventù è un valore prezioso, inestimabile, non tanto per se stesso, altrimenti costituirebbe uno sterile giovanilismo, quanto anticamera di un'età matura e consapevole di poter essere davvero costruttiva di quello che è inevitabilmente la nostra patria delle patrie, ossia la nostra vecchia Europa messa oggi a dura prova da vecchi vizi. Impegno sociale e valori europei è un tema importantissimo in un'epoca che non li fa risaltare molto, soprattutto il primo, che sembra oscurato da un certo individualismo decadentista. Il vedere la partecipazione pertanto di tanti giovani al concorso è motivo di soddisfazione sia come cittadino sia come presidente di un club di servizio che nel suo DNA ha l'impegno di lasciare per ogni generazione, alla generazione che la seguirà, una società migliore di quella che ha trovato.